Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti. Coppia di coniugi trovati morti in casa a Palermo in via Notarbartolo, sarebbe omicidio, suicidio. La donna, agente di polizia municipale, aveva una pistola in mano, sconvolti i colleghi a dare l'allarme, la figlia della coppia. Il ministro Urso rassicura sul futuro dell'ex Blue Tech di Termini Imerese. Regolare, dice, il passaggio al gruppo Pelligra, ma in caso di ricorso l'ultima parola spetterà ai giudici del TAR. 2 anni e 2 mesi per una visita. Messina è caos per le liste d'attesa. ASP e Policlinico decidono di aprire gli ambulatori anche la domenica mattina. E polemica ad Agrigento per le parole del sindaco Micciche in Consiglio Comunale sulla scelta di nomine istituzionali a Gaetano Di Giovanni. Ora i domiciliari per corruzione. Tutto fatto, ha detto, per amore della città. Il lavoro in Sicilia, mancano le figure professionali anche nei settori vitali per l'economia dell'isola. La proiezione di Assoesercenti parla di 85.000 contratti disponibili con un calo del 14% rispetto allo scorso anno. Fine settimana di bel tempo in Sicilia, diverse le iniziative a Catania, tra spettacoli teatrali e iniziative all'aria aperta. La scelta di pedonalizzare Piazza Federico II di Svevia divide i catanesi. Calcio, rigettato il ricorso del Taranto e definita la griglia dei play-off di Serie C. Catania in campo il 14 maggio, intanto la società rinforza l'organico dirigenziale. Il Palermo domani riceve l'Ascoli. Bentrovati a Palermo, un omicidio-suicidio, questa è l'ipotesi più accreditata, è stato scoperto in pieno centro, siamo in via Notarbartolo, le vittime sono marito e moglie, commercialista lui, agente di polizia municipale lei, sconvolti i colleghi della donna. Sul posto i carabinieri ricostruiscono la drammatica dinamica, sentiamo Maglio Viola. Sabato mattina drammatico nel centro residenziale della città di Palermo. Marito e moglie sono stati trovati morti in casa nel loro appartamento in via Notarbartolo. Le vittime sono Laura Lupo, agente della polizia municipale di 62 anni, e il marito commercialista di 66, Pietro Delia. A parte quelli lasciati dai vigili del fuoco, la casa non mostrava alcun segno di effrazione ed è questo che ha fatto subito pensare agli inquirenti che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio in ambito familiare. I due sono morti a causa di alcuni colpi d'arma da fuoco. Nel corso del sopralluogo la pistola è stata rinvenuta ancora in pugno alla donna. Sconvolti i colleghi, come ci dice Nicola Scaglione, vigile urbano e segretario del sindacato CSA accorso sul posto. Nessuno di noi poteva immaginare una cosa del genere, non potevamo immaginare una sciagura del genere di una persona che tutti stimiamo e tutti vogliamo bene e che ha sempre avuto un comportamento sereno, tranquillo, mai dato un minimo di pensiero sotto questo punto di vista, quindi siamo sconvolti, aspettiamo adesso di capire un pochettino meglio quello che è successo, quello che sta succedendo e chiaramente aspettiamo che gli investigatori facciano il loro lavoro come sempre fanno. Siamo sconvolti. A dare l'allarme è stata la figlia della coppia che non riusciva a parlare con i propri genitori. I vigili del fuoco, aprendo la porta, hanno trovato i corpi dei coniugi, il cui decesso è stato confermato dai sanitari del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno ancora eseguendo il sopralluogo nell'appartamento e ascoltando vicini, parenti e conoscenti. Cambiamo argomento, oggi il ministro Urso ad Acireale nel catanese e proprio da lì ha rassicurato ai nostri microfoni sul futuro della ex Blue Tech di Termini Imerese. Sentiamo Tonino De Mana. Per quanto riguarda l'ex Blue Tech, c'è una battuta d'arresto? I giudici decideranno per ricorso fosse presentato secondo ovviamente i loro criteri. Noi siamo sicuri di aver fatto un ottimo lavoro e che l'assegnazione sia stata pienamente rispondente alle regole, peraltro a un soggetto molto importante e significativo sul piano internazionale che ha già realizzato con successi la riconversione di 3 parchi industriali, 2 dei quali derivanti appunto dalla dismissione della produzione automobilistica in Australia e può certamente farlo anche in Sicilia. E le procedure sono state estremamente corrette, poi ovviamente ognuno ha le sue competenze, quindi anche il TAR ha le sue, giudicheranno i giudici del TAR, ove il ricorso fosse presentato al TAR. Noi abbiamo salvato la situazione all'ultimo momento utile, perché a novembre finisce l'amministrazione straordinaria e quindi
si passa alla liquidazione. È chiaro che quello che gli operai, i lavoratori che hanno aspettato tanti anni per tornare al lavoro, tutto auspicano, salvo che la liquidazione. E questa mattina è stato firmato proprio da Cireale un cosiddetto patto delle ACI, ovvero il via libera, un finanziamento di 8 milioni per lo sviluppo del territorio. Cireale sarà capofila di un progetto che ne coinvolge altri 5 comuni del comprensorio. Il servizio. 7 milioni di euro ai comuni ed 1 ai privati. È ufficiale il finanziamento che rilancia il patto territoriale delle ACI, formalizzato ad Acireale dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Un progetto che rilancia le ambizioni turistiche di un territorio dalle grandi potenzialità che può sfruttare il mare, l'Etna, la cultura e la tradizione. E naturalmente il pensiero corre al Carnevale di Acireale e, perché no, alle terme, che in quest'ultimo caso attendono notizie concrete dalla regione. Acireale capofila, ACI Catena, ACI Castello, ACI Sant'Antonio, San Gregorio di Catania e Valverde ora possono pianificare una serie di progetti mirati a creare sviluppo, occupazione e quindi benessere. A fare gli onori di casa il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Non vogliamo, come è successo in passato, disperdere tutti questi finanziamenti, quindi realizzare cattedrali nel deserto o singoli interventi nei comuni. Vogliamo che l'intervento sia unico, globale e che individui in questo territorio un territorio importante che possa accogliere dal punto di vista turistico, culturale, tantissima gente. Acireale comune capofila avverte una responsabilità in più? Sì, Acireale da sempre è comune capofila del patto delle ACI, ha dimostrato con responsabilità di avviare, iniziare e completare tantissimi finanziamenti. Avvertiamo una responsabilità, però diciamo che questa responsabilità ci onora e siamo pronti. L'ambizioso progetto del patto delle ACI, finalmente sbloccato, era finito nel limbo di un paradossale provvedimento amministrativo. E andiamo adesso a Messina, dove è caos e allarme al tempo stesso per la vicenda delle liste d'attesa nella sanità. Partiamo nel servizio che stiamo per raccontarvi proprio dalla vicenda di un uomo che è costretto ad aspettare un tempo incredibile, oltre 2 anni e 2 mesi per una visita normale. Sentiamo. 2 anni e 2 mesi per una visita medica per approfondire la gravità dell'osteoporosi che lo screening gratuito e sperimentale effettuato al Policlinico gli aveva diagnosticato. È la vicenda di un paziente che ha scritto una lettera ai vertici dell'azienda universitaria e all'assessorato regionale alla salute e che ripropone con evidenza il tema delle liste d'attesa. E non è un caso isolato, un altro riguarda un signore che deve attendere anche lui 2 anni e 2 mesi per una visita specialistica alla mandibola. Sono migliaia i cittadini in queste condizioni, nonostante gli annunci e le promesse delle scorse settimane dei manager di ospedali ed ASP. Stiamo pianificando tutta una serie di interventi, dalla raccolta dei dati che già è completa, e a breve avremo un quadro chiaro per poter intervenire e abbattere le liste d'attesa, diciamo, nella maniera più ottimale possibile. Noi ci poniamo come obiettivo strategico e anche abbastanza impegnativo entro il 31 luglio. La ricetta dell'ASP, seguita dal Policlinico, è quella di aprire le visite il sabato e la domenica mattina, anche perché le visite mediche dovevano essere smaltite entro lo scorso 31 dicembre, ma dopo 5 mesi non c'è stato riscontro ed i tempi si allungano. Per una visita dermatologica il tempo d'attesa medio è di 4 mesi, anche 1 anno per una colonoscopia, tra 6 e 8 mesi, mediamente per TAC, risonanza magnetica, visita pneumologica, ecografia o per una visita psichiatrica legata ad altri disturbi psicologici. È abbastanza alto o non lo è? Parliamo del ponte sullo stretto di Messina, perché ancora la polemica, la querelle sull'altezza massima che consentirebbe o meno il passaggio delle navi, delle grandi navi da crociera, è ancora assolutamente non sopita. Gli esperti si dividono e intanto slitta quello che poi sarà il progetto esecutivo, la presentazione del progetto esecutivo dell'opera dal mese di luglio, quindi o comunque dall'estate alla fine dell'anno. Sentiamo Francesco Aloi.
È il progetto di un uomo disperato in cerca di consenso, così il geologo Mario Tozzi sul ponte di Messina riferendosi a Salvini. Intanto slittano i tempi di costruzione. Il progetto esecutivo arriverà entro fine anno e non più a giugno. Lo ha annunciato a Rai Radio 1 la D della società Pietro Ciucci. Ma le polemiche non si fermano, ognuno dice la propria, dai residenti che non vogliono lasciare la propria casa agli esperti e da Federlogistica arriva un nuovo tema che si aggiunge al dibattito, l'altezza. Che il ponte sia troppo basso lo dice il numero 1, Luigi Merlo. I 65 metri si raggiungerebbero soltanto nella parte centrale, ma questo non permetterebbe alle grandi navi di varcare lo stretto. Le crociere alte anche 68 metri, infatti, non potrebbero passare. La Di Ciucci invece parla di opera sicura. Il franco navigabile è di 72 metri, per una larghezza di 600 metri che si riduce a 65, solo in caso di traffico pesante. Parametri che, come precisa, sono in linea con altri ponti delle grandi vie di navigazione internazionali. Per le risposte alle più di 200 integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente servirà più di un mese e non si escludono altre analisi sul campo. La Commissione regionale antimafia apre un fascicolo sull'Istituto Zooprofilattico di Palermo. Un esposto della CGIL sull'istituto commissariato da 9 anni solleva dubbi sull'utilizzo dei fondi, ben 23 milioni di euro. Manlio Viola. I fari della Commissione regionale antimafia si accendono sulla gestione commissariale, ormai quasi decennale, dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia. La Commissione regionale ha aperto un fascicolo conoscitivo. Non si tratta di una indagine vera e propria perché l'antimafia in Sicilia non ha questi poteri che sono riservati invece alla Commissione antimafia nazionale, ma soltanto di una verifica politica sulla situazione. Tutto parte da un esposto della CGIL sulla gestione della filiera dei controlli sulle carni che è affidata ai servizi veterinari delle ASP, ma che prevede analisi di controllo effettuate e validate proprio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Queste ed altre attività sono svolte per legge e finanziate con circa 23 milioni di euro l'anno dallo Stato, che arrivano alla Regione che li trasferisce direttamente all'Istituto. L'esposto CGIL ipotizza irregolarità di varia natura che dovranno essere accertate anche dalla Corte dei Conti, ma intanto la Commissione ha tenuto un'audizione dell'assessorato alla salute e prevede altre attività ispettive. La verifica politica riguarda il sistema di vigilanza. Sullo zooprofilattico infatti deve proprio vigilare uno specifico servizio del DASOE, ovvero uno dei 2 dipartimenti dell'assessorato regionale alla salute. Nel fascicolo anche il lungo commissariamento durato appunto 9 anni e i ben 3 passati dall'avviso pubblico per nominare il nuovo direttore che ancora non è stato individuato. Una nomina comunque che dovrebbe essere addirittura d'arrivo da parte del governo Schifani. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è intervenuto in Consiglio Comunale accogliendo l'invito a relazionare sui recenti fatti giudiziari dopo l'arresto per corruzione di Gaetano Di Giovanni, comandante della Polizia Locale, capo dell'ufficio staff appunto del Primo Cittadino. Miccichè ha continuato a difendere questa scelta dicendo di averlo fatto per amore della città ed è polemica. Il servizio. La nomina del super dirigente Gaetano Di Giovanni, comandante della Polizia Locale di Agrigento, arrestato nelle scorse settimane per corruzione nell'ambito di una delicata inchiesta della Procura di Palermo, approda in Consiglio Comunale. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, invitato dai consiglieri, fornisce in aula la sua versione sulla scelta di affidare al dirigente delicati incarichi, in ultimo quello di capo dell'ufficio staff del Primo Cittadino. Miccichè rivendica con forza la nomina di Gaetano Di Giovanni, pur ammettendo subito: forse ho sbagliato, ma per amore della mia città. Devo far volare e decolare gli uffici che sono lentissimi. E io a mio avviso, secondo il mio punto di vista, uno dei dirigenti che poteva aiutarmi a livello burocratico velocemente per accelerare alcuni processi amministrativi, per me era il dottore Di Giovanni. E sapete bene voi come era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori dal comune di Agrigento, fuori da questo comune, fuori da questa provincia, poi lui facesse altre cose, questo non è
a noi non interessa. Il sindaco ha poi riferito anche sugli incarichi affidati agli ingegneri Paolo Di Loreto e Maurizio Erbicella. Il primo, consulente del comune di Agrigento per il piano regolatore, è stato arrestato nell'inchiesta catanese Pandora. Il secondo, che si occupava della valutazione ambientale, risulta indagato nella medesima attività investigativa. Sulla scelta di Paolo Di Loreto, il sindaco Micichè ha affermato di averlo scelto sulla base del curriculum perché è uno degli urbanisti più rinomati d'Italia. Adesso ci fermiamo, una breve pausa e poi torneremo parlando di lavoro in Sicilia. Seconda parte di Sicilia 24. In Sicilia mancano le figure professionali e mancano anche nei settori vitali per l'economia dell'isola, il turismo in testa. Nella proiezione di Asso Esercenti si parla di 85.000 contratti disponibili con un calo del 14% rispetto allo scorso anno. Sentiamo Desiree Ferlito. In Sicilia, secondo i dati analizzati dal centro studi di Asso Esercenti, nel periodo da aprile a giugno sono previste circa 85.000 assunzioni, ma i dati parlano in maniera inequivocabile. Registrano un calo del 14% di occupati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione il settore turistico, alloggio e ristorazione con un meno 8,5%. La Regione Sicilia nella legge di stabilità di dicembre 2023 ha deliberato una serie di aiuti a favore dei datori di lavoro per incentivare le nuove assunzioni e per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Purtroppo la nota dolente: ad oggi la Commissione europea non ha ancora rilasciato il nulla osta per rendere operativo tale normativa. Non da meno il problema legato alla formazione, che nega agli imprenditori di reperire le giuste figure professionali adeguate alla necessità dei settori produttivi. Non lo so se queste formazioni sono semplicemente specchio per le allodole, non riesco a capirlo. Devo dire che non sono riuscito in 7 anni che ho lo stabilimento balneare a poter avere dei collaboratori che escono dalle scuole alberghiere. C'è sempre un problema che non si capisce qual è. E il lavoro in nero, altra piaga per il commercio. Ma devo dirti la verità, non mi interessa, personalmente sono uno che non mi interessa assumere persone non in regola. L'unico dato incoraggiante arriva dal settore del commercio, che registra un più 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A guidare queste classifiche sono soprattutto Palermo e Catania, che rappresentano il 48% del decremento di assunzioni previste in Sicilia rispetto al 2023. E di lavoro si parlerà quest'oggi a Il Punto, il consueto spazio di approfondimento non solo politico ma certamente anche legato all'attualità della nostra terra, con Luca Ciliberti che è in studio con noi. Allora Luca, buon pomeriggio, anticipaci un po' tutto. Ciao Roberta, oggi sì, lavoro, i temi che riguardano l'occupazione, il taglio dei contributi alle imprese, gli sgravi fiscali, insomma sono tutti temi che poi raccontano l'economia reale di questa isola, di questo paese. Alla vigilia, dobbiamo dirlo, manca un mese al voto per le elezioni europee, quindi mentre tutti i politici cominciano la campagna elettorale, fanno le parate, fanno le cene, gli incontri eccetera, qui c'è un'economia reale che in effetti in qualche modo tentenne. Allora di questo parleremo oggi, lo parleremo con il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, nuovo presidente di Confindustria, lo faremo con i dati che ci fornisce in esclusiva l'istituto SVG, quindi insomma anche abbastanza prestigioso questo appuntamento per quanto ci riguarda, e poi insomma tanti ospiti, abbiamo imprese turistiche, i balneari che iniziano la stagione con la spada di Damocle delle concessioni, questo rinnovo che c'è, questa proroga che c'è o non c'è, non si sa, insomma questo è il tema di oggi. Poi come sempre la buona notizia insomma che racconterà oggi anche di grani antichi siciliani. Insomma tutti temi caldissimi da seguire a partire dalle 14:30 dopo il nostro telegiornale. Grazie a Luca Ciliberti che ritroverete tra poco. Noi ci occupiamo adesso del fine settimana di bel tempo in Sicilia, con tante iniziative ma con qualche polemica e qualcosa che divide ancora. Per esempio a Catania divide la pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. Sentiamo Emanuela Corsi. Cosa ti piace di più della Sicilia? Il cibo sicuramente, e la cultura e la storia.
It's amazing place, people. Weekend di sole e di caldo in Sicilia, a Catania sono tante le iniziative per questo fine settimana. Domani il Lungomare Fest, quindi una grande isola pedonale sul lungomare del capoluogo etneo, ma noi ci troviamo in questo momento in un'altra area della città, cioè nei pressi del Castello Ursino, che a breve dovrebbe essere pedonalizzata. Dopo le riunioni operative delle scorse settimane, anche piazza Federico di Svevia verrà pedonalizzata. Lo ha deliberato la giunta comunale guidata dal sindaco Trantino. Qui sono molti i turisti che quotidianamente visitano l'area dove si trova il Castello Ursino, il maniero federiciano costruito nel XIII secolo, sede del Museo Civico della città etnea. La zona è ricca di attività commerciali, soprattutto ristorative, e sono soprattutto gli esercenti a dirsi contrari all'istituzione di un'isola pedonale permanente. Noi siamo contrari. Perché comunque non ha dato un beneficio per noi che lavoriamo qua. Anche che lui mette degli autobus, delle cose. E questo in periferia come faccio? Danneggia giustamente le attività commerciali che ci sono qui intorno a Castello Ursino. Se fanno loro un parcheggio buono, si può parcheggiare e allora si può anche lavorare con i ristoranti. Più favorevoli i cittadini. Di sicuro un'isola pedonale giova a tutti quanti, perché è un'area che solitamente è densamente affollata. Possiamo avere anche i monumenti dove non c'è traffico, che si può passeggiare tranquillamente. Intanto domani nuova domenica di sport e passeggiate a piedi e in bici sul lungomare liberato dal traffico, perché torna il Lungomare Fest. Per gli amanti della danza, teatro, musica e arti visive, Catania invece diventa il palcoscenico di un grande evento giunto alla quinta edizione, il FIC Festival, in scena fino al 12 maggio. Un'altra pausa adesso e poi il calcio. Il calcio in chiusura del nostro telegiornale è vigilia di campionato per il Palermo, che domani al Barbera contro l'Ascoli non può che vincere per blindare il sesto posto in classifica. Mignani non cambia modulo. Tifosi del Palermo per 15 minuti in sciopero. Marco Gullà. Il Palermo si gioca un campionato. Domani contro l'Ascoli i rosanero non hanno più alibi. Occorre una vittoria per ipotecare il sesto posto, che è fondamentale per due motivi. Uno, perché nel primo turno playoff i rosanero giocherebbero in casa, e due, perché anche in caso di parità fino ai tempi supplementari il Palermo staccherebbe per meriti di classifica il biglietto per il secondo turno. Ecco perché dal sesto al settimo posto cambia tutto il copione. Ma i numeri in questo momento condannano fermamente la squadra di Mignani, e anche il tecnico è già finito sulla graticola. Indiscrezioni sul futuro lo danno già per partente a fine stagione. Solo la promozione in Serie A potrebbe permettere all'allenatore di rimanere sulla panchina rosanero. Tornando alla sfida di domani al Barbera, il Palermo deve vincere contro l'Ascoli, che però ha la disperata ricerca di punti salvezza. Mignani anche questa volta non cambierà modulo, difesa a 3 e 2 punti remanti, che saranno Brunori e Mancuso. A centrocampo Ranocchia partirà titolare, Di Francesco invece agirà da elastico tra centrocampo e attacco. Nell'Ascoli l'ex Nestorowski e lo Spauracchio, tifosi rosanero che per contestazione alla squadra entreranno in curva nord dopo 15 minuti dal fischio d'inizio, che è fissato per le 15. Rigettato il ricorso del Taranto, siamo alla Serie C, è stata definita la griglia dei play-off che partiranno il 7 maggio. Il Catania entrerà in scena il 14 con il primo turno della fase nazionale. La squadra si allena al Cibalino e nel frattempo la società rinforza l'organico dirigenziale. Francesco Triolo. Gli allenamenti al Cibalino secondo il programma di avvicinamento, il quadro di lavoro che dovrà permettere al Catania di mettere benzina nelle gambe, ma soprattutto di resettare le scorie della stagione e di alleggerire la testa. L'obiettivo è essere lucidi quando sarà necessario, ovvero dal 14 maggio, perché i rossazzurri adesso hanno una grande opportunità, quella di giocare la fase post-season sapendo di non avere nulla da perdere, ma con la consapevolezza delle proprie potenzialità. Intanto si può stare a guardare le avversarie. Dopo che il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Taranto contro la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative, la classifica finale del girone C è rimasta immutata e così diventa definitiva anche la griglia del primo turno della fase del girone degli spareggi promozione. Dopo lo slittamento si comincia martedì 7 maggio con Picerno Crotone, Audace Cerignola Giuliano e Taranto Latina. Si gioca in gara secca il secondo turno della fase del girone, che vedrà in campo le vincenti del primo turno e la Casertana. Si giocherà sabato 11 maggio.
Il Catania invece è già alla fase nazionale ed entrerà in scena nel primo turno con andata in trasferta il 14 maggio, ritorno in casa il 18 maggio perché è considerata testa di serie. Non si può conoscere ancora l'avversario perché sarà deciso da un sorteggio integrale al termine della prima fase. Se dovesse passare il turno invece il Catania giocherà sicuramente l'andata in casa e il ritorno in trasferta perché sarà la squadra peggiore classificata. La società intanto prosegue nel suo lavoro di rafforzamento dirigenziale. È stata affidata a Salvino Sinatra la direzione dell'area marketing. Toccherà a lui sviluppare iniziative, innovazioni e sinergie per la crescita qualitativa in un settore nevralgico e per valorizzare il brand. Il telegiornale è finito, vi lascio al punto con Luca Ciliberti e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19.